Siamo stati fortunatissimi con il tempo, così il giardino è splendido, è ripulito, è in ordine, è attraente, tanta gente, espositori stupendi. Il conto alla rovescia è terminato e con la sesta edizione di Rara Pianta il nuovo Giardino Parolini esordisce dopo gli interventi di recupero iniziati l'anno scorso. L'ufficialità sarà sancita domenica pomeriggio con una cerimonia di riconsegna alla città che prevede anche la messa a dimora di un esemplare di ontano nero. Ma già oggi mezza Bassano e non solo si è riversata a visitare il giardino, ad accogliere tutti ed offrire informazioni agli studenti bassanesi. Sto facendo un sondaggio sulle provenienze delle persone che vengono qui a visitare il giardino. E da dove vengono? La maggioranza sono bassanesi qui dell'area, della zona, poi molti vengono dalla provincia di Vicenza e in generale dal Veneto, Francia, Germania e Paesi Bassi. E ci voleva questo intervento anche. Ma tutto sommato sì, direi che era un po' trascurato da un po' di tempo. Sì, ci voleva. Beh, che le piante sono state curate, finalmente dopo anni che forse non si faceva, e aspettiamo il risveglio di tutto adesso. Mi sembra bello, è l'unica risposta che potrei dare. Che cosa ha al taschino, professore? Vorrei saperlo. Per la verità posso solo dire che è un fiore strappato al davanzale dell'Archivio di Stato. Era messo in omaggio al Giardino Parolini. Al Giardino Parolini, sperando in un buon avvenire del giardino e anche dell'Archivio. Così mi sembrano troppo aperti, però sono stupendi, grazie alla manifestazione e grazie anche al lavoro supremo che stanno facendo qui dentro. Ecco, proprio su questo tema, Busnardo, noi abbiamo già una risposta. La risposta è molto semplice, questa apertura è temporanea, bisognava pulire totalmente il selvatico che quindi la gente era molto abituata a vedere, ma non c'entrava niente col giardino. Di Rara Pianta, che prevede anche diverse attività collaterali, soprattutto corsi e conferenze, ma anche manifestazioni di musica, danza e pittura, propone espositori d'eccellenza in grado di offrire rarità per intenditori. Queste sono mele antiche, che cosa vuol dire? Sì, sono mele antiche o varietà antiche di Lusiana, del territorio di Lusiana e dell'altopiano di 7 comuni. E quelle che ha lei sono piante rare, non si trovano facilmente. Non si trovano facilmente, sì. Da dove arrivano? Un po' da tutte le parti del mondo.